Cari amici, ben incontrati, buon mercoledì 27 aprile. Stiamo leggendo in questi giorni dal Vangelo di Giovanni il capitolo 3, che racconta l'incontro avvenuto di notte tra Nicodemo e Gesù. Incontro nel quale Gesù si annuncia come dono del Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Invochiamo il dono dello Spirito con la preghiera e diciamo così: o Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Donami la tua presenza perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, portatore di vita e di pace. Amen. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti dal 16 al 21. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio primogenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, notiamo sempre il linguaggio e il contenuto forte dell'Evangelista Giovanni. Il suo Vangelo è una continua riflessione su questo dramma, lo scontro tra la verità e la menzogna, la luce e la tenebra, Cristo e gli oppositori di Cristo. E però prima di tutto questo Gesù dà una notizia bella, importantissima. La dà non solo a Nicodemo, ma a noi. Ed è questa: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda nel Figlio abbia la vita per sempre. Questa è una frase scultorea, importante, centrale del Vangelo di Giovanni. Una frase che dice l'amore universale di Dio per ogni uomo, per tutti gli uomini. La volontà di Dio è di salvezza universale. Dio vuole salvare, dare vita piena a tutti gli uomini. Ora, questo dono della vita avviene attraverso l'accoglienza di Gesù, perché è attraverso l'accoglienza di Gesù nella propria vita che la nostra vita si rinnova e diventa vita nuova
vita piena, visitata, abitata, vissuta nell'amore. Per cui la centralità di questo brano poi va verso la condizione per cui può avvenire il dono della vita. La condizione è la fede. Occorre credere in Gesù per avere la salvezza piena. E sviluppando questo pensiero, Giovanni poi continua e dice: questo però non avviene sempre, anzi spesso viene negato. Perché per accogliere la luce occorre essere disposti che la luce illumini la propria vita e metta in risalto anche le zone, i lati tenebrosi di noi stessi. E una volta che questi lati tenebrosi di noi stessi emergono, ci obbligano a cambiare, a riconoscere l'errore e a rinnovare la propria esistenza. E per quello dice Giovanni che molte persone si negano alla luce perché la luce non faccia chiarezza nella propria vita, perché le proprie opere non vengano alla luce e l'interessato non debba cambiare effettivamente vita. Lo scontro quindi tra luce e tenebra. La luce che è Cristo, cioè la sua parola, la sua presenza, il suo annuncio, ciò che dice, ciò che compie, ciò che fa, è luce. Messo a confronto con la propria vita, ha il potere di illuminare, di far riflettere, di aiutare a prendere coscienza dei lati tenebrosi della nostra esistenza, del male che c'è in noi. È a contatto con la luce che noi vediamo le zone oscure della nostra esistenza, spirituale e morale. Come vedi, caro ascoltatore, questi Vangeli di Giovanni toccano il cuore dell'esistenza di ciascuno di noi. Qui si tratta di accogliere l'invito che Giovanni ci offre, di aprirci alla luce che è Gesù, perché alla sua luce noi possiamo vedere bene, in profondità, ogni lato della nostra stessa esistenza. Alla sua luce vediamo la luce. E ciò che questo Vangelo dice a me, in qualche modo l'ho già detto con questa breve spiegazione, mi invita a non aver paura di espormi alla luce che è Gesù, e cioè di espormi alla sua parola, alla sua azione, di espormi alla sua opera che può mettere in luce lati oscuri, contradditori della mia esistenza, perché io cambi, perché io rinnovi, perché io riprenda nella verità il cammino della mia vita. Ecco, l'invito allora che io sento è di continuare ad espormi alla luce di Cristo, perché la mia vita possa essere effettivamente più luminosa, più vera, più trasparente del bene possibile che essa può contenere e promuovere. Anche oggi terminiamo l'incontro con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.